Raffaele Padrone è qui con noi, è il vice segretario generale nazionale dell'UGL Sicurezza Polizia. E allora abbiamo visto che nonostante tutto continuano a ritornare, insomma, nei luoghi già dove altri avevano tentato di metterci le loro tende. Ben ritrovati. Beh, direi che non si è fermato il flusso sulla nostra provincia, ma neanche in Friuli Venezia Giulia. Strette ai confini, però la gente non si sa perché arrivi lo stesso, quindi io direi che il flusso non si è mai interrotto. Anche l'altro giorno abbiamo avuto una trentina, in una sola mattinata, una trentina di persone arrivate, chiaramente sono nella novità, se vogliamo chiamarla così, direttore, la novità insomma è che adesso vanno visitati, sommariamente vanno visitati, e già 2 persone di queste che erano arrivate sono state portate al pronto soccorso di Pordenone perché il nostro medico ha ritenuto non idonei a entrare all'interno della nostra questura, anche perché lì, oltre a esserci i nostri colleghi, i miei colleghi e il personale che ci lavora a contatto con queste persone, c'è anche pubblico. Questo è il problema. Insomma, non abbiamo delle idonee stanze per poterli riceverli tutti quanti, quindi soggiornano fuori davanti alla questura, basta farsi un giro davanti alla questura quando ci sono questi enormi flussi, ma noi non vogliamo che queste persone vengano a contatto senza una visita specifica, almeno a Pordenone, con il pubblico e con i colleghi che ci lavorano costantemente. Quindi 2 di questi sono stati accompagnati in ospedale e poi non lo sappiamo. Ecco. Il problema qual è? Che una volta identificati noi diciamo almeno sappiamo chi sono, però poi cosa succede? Che ce li troviamo in città e quindi direttore, un'altra volta lasciati liberi magari di occupare un'altra volta il Bronx e tanti altri spazi liberi. Questo è il problema, non si prendono, non si manda via più nessuno. Bene, bene, bene. Grazie Raffaele Padrone. Male direi.